Siamo qua con Mister Gucci, Pumas Ancora e Follonica 5-2. Come valuta la prestazione dei suoi questa sera? Buonasera a tutti innanzitutto e complimenti ai Pumas per la partita che hanno fatto. E, niente, abbiamo valutato che la nostra squadra ha fatto dei piccoli miglioramenti, questo lo vediamo, lo stiamo percependo. E sono contento perché stiamo lavorando tanto, i ragazzi sono sempre concentrati e credono sempre in quello che fanno, quindi è importante questa cosa qui in questo momento. Sappiamo che rispetto a queste squadre qui, come Pumas, che hanno una qualità diversa dalla nostra, andiamo sempre a fare delle partite un po' in difficoltà, questo lo sappiamo, giochiamo le nostre carte e come stasera siamo rimasti a volte in partita, a volte abbiamo perso un po' il filo del discorso, però tutto sommato una prestazione che non è del tutto negativa, diciamo. Quindi una squadra molto, molto giovane, l'abbiamo detto anche fuori dal collegamento. Ecco, quali sono le aspettative, i miglioramenti da fare, le prospettive? Ecco, sono tutti ragazzi sì, molto giovani, abbiamo detto bene anche prima, e sono ragazzi che Follonica vuole che crescono in tutti i modi, ha bisogno che crescono e quindi ci stiamo lavorando su di loro e la crescita non è per tutti uguali, questo lo sappiamo, ci sono percorsi diversi per ognuno di noi. Noi siamo lì per dargli una mano e penso che i ragazzi rispondano bene e speriamo che sbocceranno prima o poi, è quello che serve.